Pensavoce bastassero un paio di giorni per aiutare mia figlia, e invece, non appena risposi a quella chiamata, un sussurro dentro di me mi fece capire che quell'impegno avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Mi chiamo Eleanor Whitman, ho 63 anni e vivo a San José da quasi tutta la vita. Da quando, 7 anni fa, mio marito se ne è andato, il mio mondo si è ristretto a silenzi prevedibili. Al mattino, il caffè accanto alla finestra, poi una breve passeggiata nel quartiere, la sera, vecchie serie televisive che storrevo distratta. E l'unico brivido lo provavo quando squillava il telefono e sullo schermo spuntava il nome di mia figlia, Claire. Claire è sempre stata una donna dal carattere risoluto. Fin da bambina preferiva cercare le soluzioni da sola piuttosto che chiedere aiuto. Crescendo quella sicurezza si trasformò in distanza, chiamate composte, visite brevi, frasi misurate. Mi ripetevo che era normale, con l'età e gli impegni la gente diventa più occupata, le madri non devono ingombrarsi. Così, quando una mattina di martedì le sentii dire mamma, ho bisogno di te, provai un'immediata sensazione di sollievo. La voce di Claire era tesa, quasi attrettata. Mi spiego che lei e suo marito dovevano partire di urgenza per lavoro, non potevano rimandare. Le serviva qualcuno che rimanesse a casa loro e si prendesse cura di sua suocera, Ruth, da messi in coma dopo un grave incidente. Non può restare da sola, mi disse, e l'infermiera viene soltanto 2 volte al giorno. Serve qualcuno in casa, per ogni evenienza. Parlava con estremizalma, ma la reticenza sui dettagli mi mise un groppo in gola. Quanto sarebbero stati via? 3 giorni, forse 4 rispose e tutto organizzato, non dovrei far molto. Avrei dovuto far più domande. Chiedermi perché non bastassero le cure professionali. Ascoltare quel leggero malessere che mi avvertiva che calcosa non tornava. Invece lasciai prevalere il desiderio di sentirla felice. Mia figlia aveva bisogno di me. Vengo subito, risposi, prima che il dubbio potesse zittirmi. Sì, ci fu un attimo di silenzio, poi il sospiro di riconoscenza dall'altra parte. Grazie, mamma. Sapevo di poter contare su di te. Quando riagganziai, rimasi in piedi nel mio angusto zuccinotto, il telefono ancora in mano, fissando il vuoto. La casa mi parve stranamente vuota, e cercai di convincermi che fossero soltanto i soliti nervi. Aiutare la famiglia era la cosa giusta. Quella stessa sera preparai una piccola valigia, abiti comodi, qualche libro e i medicinali che mi servivano. Mentre piegavo i vestiti, un mix di determinazione e inquietudine mi attanagliava lo stomaco. Non avevo idea che i varcare la scioglia di casa di Claire significasse entrare in un inganno costruito ad arte. E che, una volta chiusa quella porta alle mie spalle, ogni ritorno sarebbe diventato impossibile. La casa di Claire sorgeva in fondo a una strada tranquilla, alla periferia di San José, circondata da villette identiche, con prati ordinati e tendine sempre tirate giù. E lì, in quella quiete apparente, stava per cominciare una storia che nulla avrebbe più lasciato intatto nella mia vita. Dalla scioglia, quella casa sembrava del tutto ordinaria e sicura, il tipo di lago in cui non ti aspetti che succeda davvero nulla di terribile. Ho appena alzato la mano per bussare quando Claire ha aperto la porta. Mi è sbuzzata incontro con un sorriso e un abbraccio veloce, quasi distratto. I suoi occhi scivolavano di continuo verso il corridoio alle sue spalle, come se la mente fosse guia altrove. Grazie per essere venuta così in fretta, mamma, ha detto con un filo di voce. Sapevo che stava facendo un grande sforzo per non crollare. Un attimo dopo è comparso Mark, il marito, con in mano una cartellina e l'aria di chi è sempre in ritardo. Mi ha lanciato un cenno formale, ha controllato l'orologio, poi ha sorriso, ma quel sorriso non è mai arrivato agli occhi. Mi hanno guidata lungo il corridoio fino alla stanza degli ospiti, allestita come un reparto ospedaliero in miniatura. Nel mezzodì era un letto stretto, accostato al muro, attorno, macchinari che emettevano un ronzio sommesso,
Luci intermittenti, tubie cavi ordinati sul pavimento e agganziatiai monitor. Sdrajatali, immobilizzata, céljera rusz. Più minuta di cantomi aspettasi, minuta e frezzöl, I capelli grigi pettinati concura, il vispallidom sereno. Se non fosse stato per quei macchinari, sembrava davvero una persona addormentata dopo una giornata estenuante. Non si è mai più svegliata dopo l'incidente, ha spiegato Clarinum bisbiglio che sembrava gia troppo familiare. I medici dicono che è in uno stato vegetativo persistente. Lei ha sistemato il lenzuolo sul petto di Ruth con una psissione mezzanica, le dita tremavano appena, ma il volto restava distante. La infermiera viene al mattino e alla sera, ha aggiunto Mark. Le medicine sono etiquettate e sul frigorifero sigli sono I numeri di emergenza. Parlavano rapidi, procedurali, cam se stessero scantendo I punti di un protocollo. Io annuivo, tentando di imprimere ogni dettaglio. Ma il mio sguardo tornava sempre a Ruth. Se era calzosa in quella sua espressione che mi metteva a disagio, un non so che di indefinito. Claire mi ha passato un foglio con il programma delle cure. Seguile semplicemente, mi ha detto. Non hai altro da fare se non stercui. Le valigie erano gia azzatastate vicino alla porta, pronte per partire. Elaria era carica di un'urgenza che mi stringeva il petto. Mi chiamerete, vero? Ho chiesto, realizzando all'improvviso quanto mi avrebbero lasciata sola. Certo, ha risposto Claire senza guardarmi negli occhi. Faremo sapere. Con un bacio sulla guancia, Mark ha salutato Claire, poi si è girato verso di me. Non sai quanto ti siamo grati. E in un battito di ciglia se ne erano andati. Sono rimasta lì, a fissare la porta chiusa, il suo tom fuoriez helyere nell'ingresso, poi il rumore dell'auto che si allontanava fino a dissolversi in un silenzio irreale. La cosa mi è parsa diversa, più pesante, quel ronzio di i macchinari sembrava tornato più forte, scontendo un ritmo inquietante. Ho attraversato il corridoio e mi sono seduta accanto a Ruth. Da vicino, ho visto il lieve sollevarsi del suo petto, un respiro regolare, calmo. Sei tranquilla, le ho sussurrato. Ma mentre chinavo la mano per sistemarle di nuovo la coperta, un brivido mi ha percorso la schiena. Per la prima volta da quando ero arrivata, azerti con chiarezza che non mi trovavo lì solo per vegliare su calzuno, mi avevano piazzata esattamente dove volevano loro. Rimasi accanto al letto di Ruth più a lungo di quanto avessi intenzione, mentre quel monotono bip delle macchine scantiva un tempo sospes, cam se il mondo fuori da quella stanza si fosse fermato. Cercai di convincermi che quel disagio fosse normale. Chiunque si sentirebbe a disagio stando da sola con una donna che non apriva gli occhi da messi. Mi alzai per prepararmi un tè, sperando che il gesto familiare riordinasse I miei pensieri. Ma appena varzato il bordo della porta, lo udii, un suono lieve, spezzato, simile a un respiro che tentava di tradursi in parole. Rimasi immobile. All'inizio attribuì il rumore a uno dei macchinari, ai vecchi sriccioli di una coice, allo spostarsi di tubio all'inzepparsi di qualche ingranaggio metallico. Feci un passo verso il corridoio, poi di nuovo lo sentii, più chiaro, per favore, non andare via. La voce era debole, ma indubbiamente umana. Il mio cuore balzò e, con un movimento goffo, mi voltai verso il letto. Gli occhi di Ruth erano spalancati, fissi sui miei, lucidi di vita. Caddi all'indietro aggrappandomi al bordo della rete per non cadere a terra. La mia bocca si aprì, senza produrre alcun suono. Sei sveglia, sussurrai quasi senza voce. Le sue labbra tremarono, e un lieve cenno di sì fu l'unico movimento che riuscì a compiere, tanto impercettibile che chiunque non le stesse fissando attentamente l'avrebbe perso. Grazie a Dio, finalmente sei sola, mormorò. Le mie gambe cedettero e mi ritrovai seduta sulla sedia accanto al suo letto, incapaz di muovermi. Claire döis eri in come, balbettai.
Nel suo sguardo nuotarono lacrime, mentre deglutivano uno sforzo visibile. E quello ci fogliono far credere a tutti, rispose, la voce rotta. La stanza sembro inclinarsi intorno a me portai un mano al petto, scherzando di calmarei battiti impazziti. Riuscii a dire soltanto, da quanto tempo? Da abbastanza, replicò Russ con un filo di voce. Quanto basta per sapere che non sopravvivro se nessuno interviene. Mi chinai vers di lei, incredula. Di cosa parli? Mi drogano, sussurro, ogni giorno, a volte due volte, giusto il minimo indispensabile per tenermi incosciente quando gli altri entrano. Stosci la testa, rifiutando la verità. Non è possibile. Claire non farebbe mai una cosa del genere, è mia figlia. Russ strinse la mia mano con una forza sorprendente. E so che è difficile da sentire, ma lei e suo marito mi stanno derubando. Del mio denaro, della mia casa, di tutto ciò per cui ho lavorato una vita. Una gelida stanza mi pervase. Deve esserci un errore, sussurrai. Nessun errore, replicò a bassa voce. E non è nemmeno la parte peggior. Mi fermai, la gola si fece secca. Cosa può essere peggio? Lei guardò verso la porta, poi tornò a fissarmi, abbassando la voce a un filo, hanno decis di lasciarmi morire. Quella parole pesavano nell'aria, definitiv. Dopo un attimo di silenzio aggiunse, ti hanno portata qui a finché dice non mi hai mai vista sveglia. Un vortice mi strezze lo stomaco. In quel momento capii l'orrore, non ero stata invitata in quella casa per aiutare. Ero parte di un inganno. Ero stata scelta per accertarmi che nessuno sospettasse di ciò che stava per accadere. Rimasi immobile accanto al letto di Russ, le dita ancora intrecciate alle sue, come se mollare la presa potesse cancellare ogni parola pronunziata. Nella mia testa ribolliva l'incredulità, esisteva forse un'altra realtà in cui tutto questo avesse un senso. Dove mia figlia ero ancora la persona che avevo sempre conosciuto. Devi esserti confusa, sussurrai, ma la mia voce era un filo sottile, priva di quella forza che avrei voluto. Russ stosse lentamente il capo. Anzi io all'inizio volevo pensarla così. Ho provato a convincermi che fosse un'allucinazione da farmaci. Ma le allucinazioni non spiegano firme falsificate. Non spiegano conti svuotati. Il mio petto si strinse. Conti svuotati, kiesi, sentendo un'ondata di noce. Russ ciusegli occhi un istante, per ritrovare il coraggio di continuare. Da me si stanno spostando soldi. Prima pozzo, impercettibili briziole, fondi pensione, investimenti, persino i risparmi ricavati dalla vendita della casa in Oregon. Claire mi aveva detto che si stava occupando di i tuoi affari per aiutarti a riprenderti. È quello che ho raccontato a tutti. Ma non le ho mai dato alcuna procura. Fece un leggero movimento, un sussulto di dolore che le attraverso il corpo. In un gesto istintivo sistemai i suoi cuscini, le mani tremanti. Hanno detto ai medici che ero confusa. Aggressiva, a tratti violenta. Ero più sicuro tenermi sedata, dicevano. Più umano. I ricordi della voce calma di Claire mi gelarono. Parlava di mia figlia come se stesse leggendo un copione. E l'infermiera, incasai. Sembrava un professionista. Lo è annui Russ. Proprio per questo funziona. Tua figlia governa i tempi con precisione, dosi mascizze subito prima delle tue visite. Quando arriva l'infermiera, io sono a malapena cosciente, irriconoscibile. Un gruppo mi scioglie in gola. Perché dovrebbero farlo? Russ mi guardò con una tristezza che trascendeva la paura. Per avidità, e perché credono che io non vivrò abbastanza a lungo da fermarli. La stanza si rimpicciolì,
ogni paretemi siaziava il respiro. Ma non possono lasciarti morire così. Possono, rispose, con voce fioca. E farla sembrare un complicanza naturale. Un sorpo cesi dopo mesi di sofferenza. Mi tornarono in mente quei fogli lermi aveva consegnato, ora ripsisi, etithette ordinate, istruzioni szerint. Ogni dettaglio studiato. Io, kiesi, le voce appena un sussurro. Rus misruto con occhi di chiazio. Perceti hanno portata qui. Perché servono un testimone credibile, calzunoce non sospetti mai di loro, calzunoce possa dire con sincerità. Zero anzio. Lei non si è mai risvegliata. Il colpo fu così violento da lasciarmi senza fiato. Stanno usando me, pensai. Sì, son fermo Rus. Ma peggio ancora, ti stanno mettendo in pericolo. Se mi succede qualcosa e tu inizi a fare domande, diventerai un problema. E i problemi spariscono. Il mio cuore cominciò a battere all'impazzata. Pensai alla mia cosa silenziosa, alle mie routine imprevedibili, a quanto fosse facile svanire senza che nessuno se ne accorgesse da zero. Eleanor, disse Rus con dolcezza. Non ho molto tempo, ma tu sì. Puoi ancora andartene. Mi alzai dischetto e iniziai a camminare avanti e indietro nella stanza, la mente in subbuglio. Andarmene. Lasciarla da sola con persone che volevano ucciderla. Fingere di non aver mai sentito la verità. Mi fermai e la guardai di nuovo. Fresel, drogata, intrappolata. No, dissi con fermezza. Non me ne vado. Rus studiò il mio volto, scherzando segni di dubbio. Quando non ne trovò, calzosa cambiò nel suo sguardo. Non ero sollievo, ma determinazione. Allora devi capire tutto, ribatté, percepzio che stanno progettando e peggio di quanto immagini. E mentre iniziava a spiegare quanto profonda fosse la menzogna, compresi con un terrore strasiane che mia figlia non ero più solo capace di crudeltà. Ero capace di omicidio. Rus attese che la cosa fosse completamente silenziosa prima di riprendere a parlare. Anche in quel momento, mantenne bassa le voce, cam se le pareti stesse potessero ascoltare. Pensano che io sia impotente, disse. Questo è il loro errore più grande. Mi inclinavo più vicino. Cosa intendi? Permessi, spiego Rus, ho fatto finta di essere esattamente ciò che volevano che fossi. Incosciente, inconsapevole, facile da controllare. Le labbra si stringevano. Ma quando si è creduti invisibili, le persone smettono di curarsi delle parole. Smettono di nascondere le proprie azioni. Un brivido mi percorse la schiena. Parlano, continuo, di soldi, di scadenze, di quanto a lungo pensano che il mio corpo possa resistere ad ossi aumentate. Sentii le mani serrarsi in pugni, mentre nessuno sospettava nulla. Sono stati assorti, disse Rus. Molto assorti. Hanno creato una storia così dettagliata che suona più credibile della verità. I medici vedono i grafici. Gli infermieri vedono i sintomi. Tutti vedono ciò che si aspettano di vedere. Lanzio uno sguardo verso la porta, ma sigli sono trepe. Fu allora che mi parlò delle cose nascoste in casa. Il cassetto nell'ufficio dove sono conservati documenti falsificati. Il cabinettius nella lavanderia dove sono riposti farmaci mai prescritti. Il caderno. Quale caderno? Chi esci? Rus inghiotti. Clarire annota tutto. Dosai, reazioni, tempi. Tratta questo come un progetto, cam calzosa da gestire in modo efficiente. Mi giro lo stomaco, ma mi sforzai di rimanere concentrata. Se lo troviamo, cosa succede dopo? Allora li fermiamo, disse. Ma dobbiamo essere intelligenti.
se sospettano calcosa prima che sciamo pronte, nessuna di noi soiria sicuro. Nei du giorni seguenti, si muovemmo con cautela. Quando arrivava l'infermiera, Russ diventava di nuovo immobile, il corpo rilasciato, il respiro superficiale. Gio Caili mia parte, ponendo domande gentili, esprimendo preoccupazione, senza mai forzare troppo le mano. Una volta che la cosa tornava silenziosa, iniziavamo a scherzare. Nell'ufficio, dietro a cartelle delle tasche impilate in modo ordinato, trovai 10 documenti firmati da Russ, o almeno quello che doveva essere la sua firma. Li calligrafia era simile, ma non perfetta. Era stata esercitata, ripetuta. Nel ripostiglio della lavanderia, nascosti dietro ai detersivi, mi imbottei in bozzette dalle etichette conosciute. Alcune erano addirittura senza alcuna targhetta. Ma il vero colpo al cuore fu il caderno su uno scaffale in alto, coperto di polvere. Le mie mani tremarono mentre lo aprivo, pagina dopo pagina, grafie ordinate annotavano date, dosai, reazioni di Russ. Aumento dos, sedazione più profonda. Consapevole residua. Regolare. Finestra törgit per declino definitivo dopo il prossimo viaggio. Mi senti mail. Lei aveva pianificato tutto. Sì, mormorò Russ, e Gia si sentono vincitori. Quella notte resta is veglia nel letto degli ospiti, ogni frustio faceva sobbalzare il mio cuore. Rivedevo tutte le nostre conversazioni, scherzando un segno avessi ignorato. Com'era stato possibile non accorgermene? Al mattino, Russ mi colpì con una rivelazione che capovolse ogni certezza. Ho contattato un arrocheto mescifa, confesso. Attraverso un'amica, poi le autorità, ma servono prove di intenzione omicida, non solo di furto o trascuratezza. Rimasi senza fiato. Volevano dimostrare che volevano ucciderti, a chiunque, e cui entri in ghiozzato. Si fidano di te, disse Russ, con uno sguardo feroce. Ti credono in nozia. E il tuo ascio nella manica. Non avevamo preparato tutto in tempo. Tornarono prima del previsto. Ero in cucina a szájackare un'tazza quando sentii i pneumatici gravel sotto il portone e voci ovattate nel cortile. Il panico non aveva spazio. Dovevo reagire. Mi asiai versle stanza di Russ mentre la porta di ingresso si apriva. Gia distesa sul letto, con gli occhi chiusi e il respiro irregolare, sembrava esattamente zio che Claire Mark intendevano vedere. Mamma, siamo tornati. Chiamo Claire, con tono quasi gioioso. Entro il tröli in mano, sorridendo tra curiosa e compiaciuta. Come è andato tutto? Chiese poi a me. Tranquillo, risposi a denti stretti. La badante arrivo come previsto, annotando un respiro ancora più lento del solito. E in quell'istante, sul volto di Claire, colsi un lampo di soddisfazione, quasi impercettibile. Può succedere, commento lei, imperturbabile. A questo stadio. Mark appoggiò le valigie al muro, quasi soddisfatto. I medici gli avevano avvertito che le cose avrebbero potuto precipitare. Proprio come aveva previsto Russ. Quella sera, la cosa sembrava rattrappirsi su se stessa. Claire vegliava sul capezzale di Russ più a lungo del necessario, riaggiustando flebo, sfogliando grafici, prendendo appunti. Parlava a bassa voce, ma ogni gesto era privo di affetto, solo rigore e controllo. A tavola, piegava con cura il tovagliolo. Dobbiamo essere pronti, annunziò con un sorriso calzolato, convinta che io, la madre devota ignara, avrei seguito ogni sua mossa. La notte ero immersa in un silenzio carico di tensione quando Claire mi raggiunse nel corridoio. Se la condizione di Russ dovesse aggravarsi, potrebbe succedere in fretta. Mi aveva avvertita con voce misurata la mattina stessa, elencandomi le spie a cifer attenzione, respiri affannosi, un pallore innaturale, l'anche postra un'ispirazione e l'altra. Faremo tutto il possibile,
aveva aggiunto, ma a volte il corpo rende. Mark si limitato a cinare il capo, non sapeva che almeno ci non avrebbe più sofferto. Ma dentro di me qualcosa si era indurito. E ora, in quel corridoio illuminato da una luz fioca, Claire mi sfiorò il brezio. Mamma, mi sussurrò, ho bisogno di sapere che posso contare su di te. Il mio cuore accelerò. Contare su di me per cosa? Abbassò lo sguardo e cambiò tono, se dovesse succedere qualcosa, se Russ dovesse andarsene mentre sei qui, avrò bisogno che tu descriva esattamente quello che hai visto. Feci un passo indietro e risposi con calma apparente, ho visto spegnersi. Non si è più risvegliata. Un lieve sorriso le sciolzo il volto, mentre la sua presa si faceva appena più calda, camper ascicurarsi che quel patto fosse incis nella mia carne. Sei grande, vivida sola, a volte mi preoccupo per te. La minaccia era arrolta in un velo di premura, ma non potevo sbagliarmi. La notte faticai a chiudere occhio. All'alba Claire iniziò a compilare documenti preparati ad arte, telefonando a medici che non avevo mai incontrato e descrivendo sintomi che parevano usciti dal suo stesso scenario. Nel pomeriggio arrivò l'infermiera, aveva i grafici alla mano, parlo di ossigeno in chilo, battito irregolare. Potrebbe essere l'inizio della fine, mormorò con dolcezza, mentre Claire annuiva con solennità, promettendo di mantenere la nonna al riparo da ogni sofferenza. Quando l'infermiera se ne andò, Claire mi mostrò le siringa che se stesse compiendo un dovere, misuravali dos con precisione chirurgica. Potrebbe essere l'ultima regolazione, disse sottovoce. È la cosa più umana. Ő restai alla porta, arolta dalla sorta di calma glaciale che alejava nella stanza. Mi azicinai a letto, i miei occhi cercarono quelli di Russ, mi strinse le dita in un gesto pieno di confidenza. E fu allora che compresi, eravamo più uniti di quanto Claire potesse sospettare. Ignora che ogni parola, ogni gesto fossero registrati, Claire azicinò con la siringa in mano, il volto sereno, quasi assorto in un compito di routine. Li aiuterò a riposare, sussurrò più a se stessa che a me. Mark li osservava dalla porta, brezzi concerte, gli occhi impazienti, privi di esitazioni. Il mio cuore tamburellava così forte che temetti potessero sentirlo. Ogni fibra del mio corpo gridava di fermarla, di strappare via la siringa, di urlare. Ma Russ, che se conoscesse il mio piano, strinse ancora le mie dita, un segnale di intesa. Aspetta, dissi, la voce più decisa di quanto avessi previsto. Claire si fermò, irritata. Cécéje, mamma? Fogliò salutarla, risposi abbassando lo sguardo. Non si esce mai, potrebbe essere l'ultima volta. Dopo un istante di esitazione mi concesse, via bene. Prenditi il tuo tempo. Mi chinai sul letto, spostai un ciuffo di capelli bianchi dalla fronte di Russ in un gesto materno, che se fosse davvero la fine. Poi, con un filo di voce, pronunziai una sola parola, ed esciò. Negli occhi di Russ si accese una luz improvvisa, non un risveglio lento o confus, ma uno sguardo ampio, vigile, pieno di vita. Claire emise un grido strozzato e lasciò cadere la siringa. In quel momento la verità esplose, e il mostro che aveva costruito ogni passo attorno a noi rimase nudo nella sua malvagità. Il bicchiere volò di mano, cadde sul pavimento e rotolò sotto il letto, spargendo il liquido sulla piastrella lucida. Mark fece un passo indietro, urtando contro il muro, mentre io rimanevo a bocca aperta. Non è possibile. Sussurrò Claire, il volto sbiancato. Non dovresti, non puoi farlo. Russ si stosse sul cuscino, gli occhi fissi su di noi. Intorno, le macchine continuavano a emettere il loro ronzio regolare, come se nulla di strano fosse accaduto, ma ormai tutto era cambiato. Zio, Claire, disse Russ con una calma glaciale.
Stavi persona ministrar dos finelli. Lemani di Claire tremarono mentre zerzava parolce non arrivavano. Esti avendo uno di suoi episodi, tento di giustificarsi. Rus inclino la testa, così divertita, e con un gesto lento afferrò il piccolo registratore sul comodino. Davvero? Disse. Prese un respiro, poi premette play. Dall'altoparlante soffocato salirono le nostre voci della notte prima, la promessa di tacerla per sempre, i piani, le minacce. Se non si le fa entro la settimana, tutto passerà automaticamente a voi. La mia voce ci si insrina. Tua madre dirà che non si è mai svegliata. Nessuno potrà obiettare. Claire si lasciò cadere sulla poltrona, le ginocchia cedettero. Sigi avete registrati. Singhiozzo. Per settimane, oggi un serus, e lo sguardo ci rivolse a lei ero carico di pietà e di vendetta insieme. Ogni piano, ogni bugia, ogni ricatto. Un colpo scezzo alla porta di ingresso interruppe il silenzio. Polizia. Aprite subito. Grimmo le sopracciglia, erano qui. Claire pianse disperata, Mark balbettava inutili scuse, mentre in un attimo gli agenti irrompevano nella stanza, pistole in pugno e ordini netti. In pochi istanti Claire e Mark finirono ammanettati, le loro urla si disperdevano tra le stanze che avevano creduto di possedere. Mentre venivano stortati via, Claire si voltò verso di me con occhi iniettati di rabbia. Hai tradito tua madre, gridò. Io le risposi a bassa voce, ma con una fermezza nuova. No, ho fermato un assassino. Quando la porta si richiuse, chilo un silenzio irreale, non più pesante, però, ma liberatorio. Rus lasciò andare un sospiro profondo e si appoggiò contro i cuscini, gli occhi chiusi. È finita, mormorò. Per la prima volta dall'orribile telefonata, anzi si credetti da zero. La cosa sembrava diversa, non vuota, ma alleggerita, come se le sue pareti avessero finalmente potuto esalare un largo respiro. Rus rimase in ospedale alcune settimane. I farmaci lentamente la lasciarono, e con le cure appropriate la sua forza ritorno. I medici definirono la sua guarigione miracolosa, ma per noi fu semplicemente sopravvivenza. Claire e Mark vennero accusati di maltrattamenti su persone anziane, frode finanziaria e cospirazione per omicidio. Le prove li sciaziavano, registrazioni, documenti, le prove di ogni loro sotterfugio. In aula, Claire non incroció mai il mio sguardo e, quando parlò, sostenne di aver fatto solo ciò che riteneva necessario, che meritava il bottino. La sua voce era di una sconosciuta. Io, invece, riconoscevo che ero davvero una figlia pronta a tutto per salvare sua madre. E quella notte, finalmente, avevamo vinto. Quando il giudice ha pronunziato la sentenza, non ho provato euforia, ma un profondo senso di chiusura. Quel sollievo che nascondendo la verità, finalmente, trova voce. Nei mesi successivi, Rus e io abbiamo scoperto un'intesa in attesa, fatta di confessioni notturne e silenzi condivisi. Parlavamo di colpa, di cecità interiore, di quanto il mio si nasconda dietro volti che crediamo di conoscere. Lei ha venduto le vecchie cose e si è trasferita vicino a chi le ispirava fiducia. Io ho alleggerito la mia esistenza, ho lasciato andare oggetti, promemoria, ricordi che mi insatenavano. Ho capito che ricominciare non è sinonimo di fallimento, bensì di scelta verso stessi. Certi giorni, la mente torna a quelli che avevo trasciuto e mi chiedo dove abbia sbagliato. Ma non permetto più a quel quesito di definirmi. Sì, ci sono decisioni che spettano solo a chi le compie. Ori eso con chiarezza tre verità, e l'amore non può pretendere il tuo silenzio, la famiglia non può fondarsi sulla paura, e la verità anche quando ti costa tutto resta è l'unica chiave per essere davvero liberi. A 63 anni ho scoperto che il coraggio non invecchia, attende paziente il momento in cui ne avrai più bisogno.
Scelle mia storia riesce a raggiungere anche una sola persona imprigionata dalle alta forzate, timori ancestralio vincoli di sangue, allora razzontarla è stato un gesto prezios. Da questo viaggio interiore ho estratto cinque insegnamenti. Első fidati del tuo istinto, anche se famiglia. Második il sangue non giustifica il tradimento. Harmadik il silenzio tutelaci non merita protezione. Negyedik il coraggio può arrivare in ritardo, ma deve arrivare. Ötödik non è mai troppo tardi per scegliere la verità. E voi? Quale lesione porterete con voi? Da quale città state seguendo? Condividete la vostra esperienza nei commenti, la vostra voce conta più di quanto possiate immaginare.